Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. L'incontro di oggi si apre ancora una volta con un artista che ha esposto le sue opere nella mostra Enigma. Ancora questa settimana è dedicata alla mostra che appunto ha occupato le sale dell'ex pescheria, attuale Galleria Comunale di Cesena. Vado subito ad introdurla perché è un artista che veramente sono felice di accogliere. Grazie mille. Parmarè. Maria Pia Reggiani, in arte... No, Parmiani Maria Reggia. E Parmarè è il mio acronimo. Ah, ok. Perché Parmarè? Vabbè, perché è un... Perché firmare un quadro Parmiani Maria Reggia mi sembrava un tantino lungo e quindi ho cercato di prendere le prime due lettere del cognome e del nome. Tu sei un'artista, anche tu, conosciutissima, questa settimana infatti è densissima di artisti di fama internazionale, anche tu hai esposto in tantissime gallerie, le tue opere sono davvero conosciutissime e molto belle, mi complimento di questo. Prima di entrare nel vivo delle tue tecniche, delle tue ricerche che sono davvero interessanti, io però vorrei parlare di te, come artista? Come persona prima che come artista, cioè come si sviluppa il tuo percorso intorno all'arte, allora, anche a livello biografico. Ecco, io nasco proprio da una famiglia di artisti, quindi ho frequentato le scuole d'arte, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Ravenna, mi pare. A Ravenna, e quindi diciamo che ho esperienze per la pittura, il mosaico, la decorazione e l'incisione. Dopo ho avuto incontri con vari pittori abbastanza famosi del 1900, ho avuto contatti con pittori tipo Treccani, tipo Migneco, cantatore, Contatti Brindisi. Di natura formativa? Frequentavo i loro studi soprattutto per carpire segreti, come sviluppare l'arte, come dipingere, perché quando si ha 18 anni non si ha l'esperienza che si ha alla mia età. La fai man mano che cresci, come età, e quindi accumuli questo bagaglio e te lo fai anche tuo. All'inizio dipingevo in modo figurativo, quindi eseguivo diciamo il normale, il paesaggio, la natura morta, la marina, ritratti. Poi mi sono messa in discussione e ho detto: io devo migliorare, ma non migliorare la mia tecnica, migliorare me stessa, cioè mettermi in gioco, e quindi ho incominciato a sperimentare soprattutto prima con l'arte astratta, poi con l'informale. Poi ho cercato varie tecniche, quindi ho giocato con il colore ad olio, ho giocato con i colori a ceramica, ho giocato con il vetro, e soprattutto per imparare, perché tu quando devi eseguire l'arte devi imparare prima. Cioè, tu puoi studiare quanto vuoi, ma soltanto con la pratica, sperimentando impari con la pratica. Poi io veramente adesso dipingo, ma non in modo tradizionale, perché io uso la tecnica degli uomini primitivi, cioè lo spricking brush. Spieghiamo al pubblico cos'è. Io uso il colore con le mani. Io mi sporco veramente le mani per dipingere, e aiutandomi con delle spazzole o dei pennelli molto rigidi, la setola è sintetica, io cerco con le mani per eseguire la sfumatura, eseguire il contrasto, eseguire la superficie. Io sono arrivata a questo, diciamo, percorso, proprio a gradazioni, piano piano, e non è detto che io sia arrivata, c'è anche caso che io poi troverò altri sistemi, ovviamente questo è peculiare di una sperimentazione, di una ricerca. Infatti per me l'arte è una continua sperimentazione, e in questo momento io sto eseguendo delle opere che mi ispirano molto alla mitologia.
in questo periodo. Sono tratta degli episodi mitologici, soprattutto essendo una che sta a cuore lo stato delle donne. Io amo molto rappresentare situazioni, le situazioni delle donne, la violenza che subiscono, l'aggressione, e quindi in modo informale, in modo sperimentale, usando, come dicevo prima, il pennello, la spazzola, le forme, i pezzettini di qualsiasi materiale. Io gioco, perché veramente quando dipingo io gioco, mi diverto, ed eseguo un'opera, eseguo quello che il mio cuore mi suggerisce, perché l'arte non è solo cervello, non è solo concetto, ma è anche cuore, perché quando tu dipingi, disegni, elabori un'opera d'arte, la devi esprimere con sentimento, con amore. Questo mi fa pensare anche in relazione al percorso che mi hai raccontato, no? Del fatto che tocchi con mano le materie. Sì, io tocco con mano le materie, soprattutto. Dipingi con i colori, quindi mi fa pensare ad un percorso quasi ciclico, no? Sì. Un percorso al contrario, quindi tu cominci con l'arte dei maestri sì, classici soprattutto cioè, quelli del Novecento. Studi all'Accademia, quindi hai un percorso classico, un percorso accademico, te ne allontani per sperimentare, cominci la tua ricerca e per step arrivi a cosa? A quasi un primitivismo, sì, no? Sì. Ritorni indietro all'uomo delle caverne, che usava proprio questa tecnica dello spruzzo. Però è interessante perché tu mi dici l'arte non è solo tecnica, è cuore, è passione ed emozione. E ancora una volta fondamentalmente l'uomo primitivo, l'uomo delle caverne che incideva, graffiava, dipingeva sulle caverne, lo faceva per un'esigenza comunicativa, emotiva, ok? E anche per lasciare una testimonianza del suo passaggio. E io come donna... Che testimonianza ha lasciato Parmarè nell'arte? Ecco, e lascia tuttora, lascio queste piccole gocce nell'oceano, queste mie opere che definisco piccole gocce nell'oceano, perché la quantità di artisti sono tanti, sono un oceano di artisti, e io voglio lasciare queste piccole testimonianze in questa maniera semplice e umile. Tutto ciò è poetico ed è sicuramente una verità e la volontà di moltissimi artisti, e all'interno ci sei anche tu. Torniamo sulle tecniche. Io scopro che tu appunto ti concentri ad un certo punto su una sperimentazione in particolare sull'astrattismo costruttivista. Per chi non sapesse cosa significa astrattismo costruttivista, spieghiamolo insieme. La parola è costruire con le forme geometriche. Tu con le forme geometriche, che può essere dal cerchio al cubo, al rettangolo, al parallelepipedo, tu crei forme consapevoli che vuoi mostrare qualche cosa di speciale, però con una tua volontà, con una tua idea personale. Io spesso e volentieri, quando faccio un'esposizione, non metto mai i titoli sotto le opere. Perché? Perché prima voglio sentire il commento di chi le guarda. Del pubblico. Se poi la persona che osserva il mio quadro vede un qualche cosa, perché il quadro deve aprire la tua mente, perché io non posso suggerirti quello è così, perché io in quel momento ho dipinto quell'opera col mio stato d'animo, e il mio stato d'animo non può essere uguale al tuo. Tu in quel momento puoi vedere un qualche cosa di diverso e da quello che io... diversamente l'opera. Ecco, se poi la persona mi chiede cosa significa, cosa vuol dire, allora io sono ben felice di spiegare
il mio stato d'animo di quel momento, perché non sempre ho quello stato d'animo, certo, che può essere gioioso, solare, oppure triste o malinconico, che sono tutte cose che io metto su ai quadri, sulle opere, perché di solito io non è che mi limito a fare opere su al composto di marmo e colla di coniglio, ma faccio anche su carta, faccio su stoffa, faccio su vetro, su plexiglass o qualsiasi... Utilizzi tantissimi supporti, no? Sì, sì, sì. Questo ovviamente richiede l'utilizzo di tecniche diverse, contenuti diversi, emozioni diverse. Cioè, lo stato d'animo di un artista cambia anche in relazione alla materia con cui questo si confronta, perché fondamentalmente la materia è la prima cosa che ti dà lo stimolo, lo stimolo del creare, cioè questa materia mi dà quello stimolo creativo, virile della forza del marmo, come può essere una cosa dolcissima, delicata, come quando dipingo sul vetro. E poi ovviamente richiede un approccio diverso, le materie diverse richiedono approcci diversi. L'astrattismo costruttivista però è anche qualcosa che si allontana, no? La costruzione di un'immagine che si allontana dalla realtà e si basa solo su logiche estetiche, coloristiche, no? Ecco, quanto è importante il colore nella pittura di Parmarè come simbolo di qualcosa, allora, mi dà, come codice? Come codice il colore è, diciamo, è proprio lo stato d'animo che una persona ha. Io mi sono, ultimamente sono ritornata al colore, ma prima mi limitavo, perché ancora immatura nel creare, mi limitavo al bianco, al rosso e al nero, perché diciamo per me sono i tre colori fondamentali. Poi il maturare allora ti dà quella crescita di dire aggiungiamo il giallo ocra o il giallo indiano, aggiungiamo un bel blu oltremare, e perché è la maturazione che hai dentro, è il tuo Questo maturare. È interessante, perché quello che mi dice è interessante, perché è come se davvero i colori fossero trattati come parole, no? Come parte di un discorso, è come dire, un bimbo che si affianca per la prima volta la prima parola, il primo parola, passo, poi aggiunge il primo discorso, e quindi è tutto poi un legame. Poi dopo con l'abilità delle mani tu puoi finire la tua opera con l'ombra, con lo spessore. Quello che ci hai portato è questo, frutto di tutto questo, no? Sì, sì, questo è uno dei tanti, di queste piccole gocce, e qui abbiamo infatti la materia che, come dicevo prima, è marmo mischiato alla colla di coniglio, che io con le mani spalmo su questo telaio, e poi dopo creo una illusione che uno può interpretare come vuole. Perché quello che a me piace è che la persona che lo guarda deve essere compiaciuto di guardarlo. Non solo è bello perché ha un bel colore, è bello perché ha una bella forma. Infatti era quello che ti volevo chiedere, cioè in base alla realtà dell'astrattismo costruttivista, che mira più ad una prevalenza dell'estetica e del colore, mi chiedevo, ma questo non mina invece il contenuto dell'opera? Cioè il portare avanti solo un discorso estetico non mira l'aspetto contenutistico? Mi hai risposto, mi hai detto no, perché l'opera è un testo aperto sì, a varie interpretazioni, sì, che io posso descrivere seguendo la mia realtà, ma lasciando libero arbitrio, ma che sicuramente non mette da parte la realtà di chi la osserva, sì, quindi sì, è un testo che è sempre pronto ad essere completato dal pubblico, che sì, ha proprio questa è funzione. È il pubblico l'ultima persona a dire l'ultima parola. Benissimo, Parmarè, io ti saluto, sono molto contenta di averti avuto qui, saluto anche il nostro pubblico a casa e vi rimando all'appuntamento di domani, sempre con Enigma e sempre a di arte. Ciao!